Allora, i miei nonni sono originari da parte di babbo da Bottegone e da parte di mamma dalla Ferruccia, sono due paesini di campagna vicino a Pistoia. Allora, i nonni paterni si chiamavano Nello e Ada, purtroppo non ci sono più nessuno dei due, mentre i genitori della mamma, che appunto venivano dalla Ferruccia, si chiamavano Giovan Battista e Raffaella. Purtroppo i nonni non ci sono più, come dicevo prima. I nonni paterni sono morti nell'arco degli anni '80, quindi gli ultimi ricordi sono quelli della nonna materna, che è venuta a mancare quando avevo 12 anni, mentre anche il babbo della mamma è morto negli anni '80, e la nonna invece nel 2011, quindi diciamo i ricordi più recenti sono legati alla nonna materna. Che tipi erano? Allora, praticamente i miei nonni hanno una provenienza contadina, quindi inevitabilmente i miei ricordi sono legati alla campagna, a queste aie assolate, perché spesso io vivendo in città passavo l'estate dai nonni, quindi essendo figlia unica, andare dai nonni che me ne davano tutte vinte, per me era una festa. Ora, la nonna materna meno, ma la nonna paterna me le dava decisamente tutte vinte, cioè mi faceva fare proprio tutto quello che volevo dalla A alla Z. La nonna Ada, a parte era una donna, ho le foto di quando era ragazza, era bellissima. Naturalmente però come le donne di un tempo che lavoravano nei campi, che gestivano la famiglia, invecchiavano molto, fisicamente molto precocemente, poi era una donna che non si risparmiava purtroppo, è stata colpita da due tumori alla fine della sua vita, però era una donna di una forza eccezionale, un'intelligenza, avrebbe potuto avere benissimo 7-8 lauree, poi aveva questa manualità nel ricamare, nel cucinare che non mi appartengono purtroppo. Mentre la nonna materna, la nonna Raffaella, era una donna un attimino più rigida, però una donna di una giustizia e di un senso etico e morale, neanche l'altra, per carità, molto spiccato. Quindi mi teneva un attimino più, mi metteva più dei paletti, però anche lei mi vedeva sempre patita, magrolina, quindi mi cucinava, quando arrivavo mi faceva trovare un sacco di cose che la mamma non mi comprava di solito, quindi insomma per me i nonni forse sono legati a questa infanzia bellissima, perché comunque essendo figlia unica mi sentivo super coccolata e sinceramente i genitori mi mancavano più di tanto. Insomma, per esempio la nonna paterna aveva gli animali, aveva i conigli, quindi mi preparava subito la cassettina col coniglino piccolino, oppure mi scappava, quindi insomma era bello perché erano cose diverse, mentre io a Pistoia, pur avendo dei genitori molto attenti, però insomma ero sempre nell'occhio del ciclone, quindi ero abbastanza controllata. Poi ripeto, ho avuto la fortuna di gustarmi la nonna materna fino al 2011 e lei era una donna molto attuale, nel senso aveva una visione della vita molto, certe volte anche molto più moderna di mia madre. Quindi sì, naturalmente se mi devo uscire la minigonna o col tacco, le notavo il babbo, insomma era abbastanza geloso, ma lei era incuriosita da questo mondo che andava avanti e quindi il cellulare, chissà come sarà, fammi provare, voleva essere sempre aggiornata a queste cose. Un aneddoto su una nipote in viaggio e una nonna a terra. Allora, un bel ricordo della mia nonna Raffaella, che è la mamma della mamma,
Roma. Io sono andata in Ruanda nel 2000, era nel 2000, oddio, pare 2010, 2009-2010. 2010, mi sembra che fosse ottobre-novembre 2010 e io mi ricordo che, vabbè, prima di partire mi raccomando, sta attenta, soffri di cistite, quindi sta attenta a quello che tu mangi, poi insomma lì in mezzo a cui, insomma, cioè, mio nonno non era razzista, però insomma sapeva che andavo in un paese completamente diverso dal mio, quindi... E io mi ricordo che quando ero in Ruanda andavo proprio dietro la casa di questa signora che conosciamo, viveva in Colasana, e la chiamavo il cellulare e la sento ancora proprio no, Anna, dice, ma come mi senti? Mimma, ti sento benissimo, sembra di averti qui accanto, ma mangi! Io, no, non ti preoccupare, mangio, credo di dimagrire, ma non mangio. Ma che mi faceva, ma che mangi, ma che ti fanno? E io, nonna, le cose sono un po' diverse da noi, ma neanche diversissime, loro mangiano tanto riso, verdure, non tantissima carne, però per esempio il pane non esiste, fanno soltanto questo pane in cassetta, un po' all'americano, no, mi raccomando. Poi quando torni mi racconti tutto per filo e per segno, perché poi, ripeto, era curiosa, voleva sapere anche di queste persone. Poi è capitato per esempio anche delle volte in cui questi ruandesi, o comunque anche mio papà quando lavorava al Petrocchio aveva fatto questo progetto sulla memoria legata al genocidio dei Tutsi del 94. Quindi inevitabilmente eravamo andati poi successivamente siamo andati a Roma al memoriale all'Eliseo e quindi lì la comunità ruandese, in particolare Tutsi, è molto forte, quindi mio padre ha trovato tutta una serie di contatti che poi si sono mantenuti nel tempo. Quindi è capitato anche di persone che sono capitate a Pistoia, sono state ospitate dai miei, che hanno parlato anche in comune, hanno preso dei premi. Quindi mi ricordo questo Valens, questo ragazzino che ora credo attualmente lavori in Vaticano alla biglietteria dei musei. Mi ricordo andare con questa ragazzina estremamente educata, elegante, ma non l'ho guardato, cioè a mi tratta emozionato, però lo vedeva anche molto educato, quindi mi ricordo che quando andavo via, insomma, credevo che ci fosse anche una storia, quindi c'era, ma te come? No, non ti preoccupare, sta tranquilla. Però lei era molto ricettiva anche nella diversità, queste cose, sì. Era curiosa. Per quanto riguarda invece i ricordi legati più alle feste, quindi anche alla Pasqua, mi ricordo di queste tavolate di parenti, di zii, che tanti purtroppo non ci sono più nemmeno loro, e quindi le nonne iniziavano a lavorare prestissimo per preparare questi pranzi. In particolar modo la nonna paterna, la nonna Ada, mi ricordo che arrivavo in questa casa colonica, il nonno ammazzava il coniglio, quindi io arrivavo, praticamente, no, però poi lo mangiavo e come, bello arrosto. E poi arrivavo, mi ricordo, in casa della nonna, vedevo tutta la pasta spianata sulla tavola, perché da mia nonna le cose venivano fatte rigorosamente tutte, proprio non si comprava niente, e questo è rimasto un po' nella mia mamma, che non compra niente, fa tutto da sé. Sicuramente in occasione della Pasqua, per esempio, venivano fatte delle cose un attimino più particolari, più tipiche, tipo l'agnello impanato e fritto, queste cosine qua, cose un po' più strane. Però è, come posso dire, era l'atmosfera, non tanto quello che mangiavamo, perché poi inevitabilmente con la morte dei nonni le famiglie si sono un attimino, posso dire, isolate, i rapporti si sono un po' raffreddati e certe volte mi ricordo quando sono sempre stata una bambina molto riflessiva, quando andavo via
dalla nonna materna, dalla nonna Raffaella che ancora stava in casa, perché lei è rimasta vedova abbastanza presto, quindi per tantissimi anni ha vissuto da sola in questa casa enorme. Poi ho cominciato ad avere i primi problemi, insomma, la rottura del femore, insomma, le cose classiche delle nonne, e ha cominciato a spostarsi tra le case dei vari figli. E certe volte, già da ragazzina, mi domandavo, ma una volta quando non ci saranno più queste case anche lontane, tra virgolette, dalla città, che cosa rimarrà quando non ci saranno più queste persone? E ora me ne accorgo. Io, per esempio, con la morte dei nonni, non sono mai più voluta tornare nelle case dei nonni perché voglio che il mio ricordo sia congelato con loro dentro. Non voglio vedere la casa stravolta oppure anche se ristrutturata, anche se migliorata, perché io quando li risogno come li ho vissuti quando ero bambina. Eh, Purtroppo ora non ci sono più e invidio mortalmente chi ha ancora nonni vivi. In che occasioni ti capita di pensare ai suoi nonni principalmente? Ora, io ho 45 anni, quindi non dico di essere vecchia, però insomma No, direi sicuramente, proprio di no. vedo la vita non nello stesso modo in cui la vedevo a 20 o a 30, e quindi insomma ci sono stati momenti brutti, insomma anche difficili da sopportare in quella che è stata la mia vita, mettiamola così. E io ho trovato tanto conforto e tanta forza nell'esempio di queste donne eccezionali, in particolare, ma anche di mia madre. E, quando mi sono trovata persa e senza punti di riferimento, ho ripensato a loro, a quello che hanno dovuto sopportare anche quando, per esempio, i mariti erano lontani per la guerra o hanno attraversato anche momenti proprio difficili perché, ripeto, erano donne molto semplici, ma con un'intelligenza, un'empatia, un'attenzione anche all'altro che andava al di là della condizione in cui avevano vissuto. Quindi le ho sognate in questi momenti, ci ho parlato e mi hanno dato tanta forza perché proprio l'ho sentita vive dentro di me. E penso anche, per esempio, che forse ai giovani di oggi manca questo, mancano dei punti di riferimento perché spesso anche i genitori della mia età sono persi dietro ai social, Facebook, Instagram, mentre dovrebbero essere dei punti di riferimento forti, ma non tanto come esempio di vita, proprio come radici, come una linfa che ti rinnova e che ti spinge ad andare avanti anche quando certe volte le batoste della vita sono abbastanza forti e anche assolutizzanti. Quanto sono importanti le piccole cose, i piccoli gesti quotidiani, le abitudini. Io mi immagino le sue nonne, non me le hai descritte, Sì, come persone anche molto concrete, che facevano da mangiare in casa. appunto, come dicevo prima, loro erano persone, erano contadine, quindi avevano un'estrazione molto semplice, però avevano una cultura dell'umano sterminato. Io mi ricordo, per esempio, quando arrivavo dalla nonna che faceva i migliacci nel fuoco, vedevo questa donnina piccolina, poi aveva dei problemi di spina, nada, quindi era anche piegata un pochino su se stessa, ma aveva una forza eccezionale. Poi quando arrivavano i nipoti, per lei doveva essere tutto pronto, tutto perfetto. Arrivavi, trovavi 50 pan con l'uva, cioè babbo si sperava perché comunque sapeva che aveva questi problemi di salute, ma erano instancabili nonostante appunto la vita non gli avesse risparmiato nulla. Insomma, anche ai loro tempi i mariti
erano personaggi tosti, lavoratori, non è che c'era l'attenzione al femminile come forse ci può essere ora. Quindi, però seguivano per esempio i figli nei compiti, e questo inevitabilmente alcuni ricordi che naturalmente non mi appartengono perché sono cose che spesso mi raccontano i genitori. Il valore della cultura anche è sempre stato molto importante nelle case dei miei nonni, quindi anche se la gente non aveva studiato, abbinavano la semplicità del vivere quotidiano, delle piccole cose, a qualcosa più alto che forse anche loro non percepivano, ma allo stesso tempo trasferivano nella loro vita di tutti i giorni. Grazie, io non sto piangendo. No, Sono qui, vabbè. Grazie Rachele, no, grazie a te per questo bel momento. È stato proprio bello.